di Berlusconi, abbiamo i lobbisti di Caltagirone, di Benetton, sono sempre gli stessi. Noi cerchiamo di cambiare questa struttura mentale nel popolo italiano, voi dovete capire, cercate di comprendere quello che succede. Faremo tutti gli stessi discorsi, sarà difficile vedere ma noi abbiamo dimostrato di aver fatto quello che abbiamo detto. Questa gente mistifica, è falsa. Noi siamo persone per bene e spinte da onestà e basta. L'onestà e poi è tutto, perché una persona onesta si circonda di persone oneste, una persona disonesta si circonda di questi cazzoni che sono lì, che vanno a votare, non sanno che leggi votano, il comma 5 modifica il comma 7 del comma 9, non interessa neanche, gli dicono vota sì o no, il voto elettronico, noi andiamo a studiare tutte le leggi, allora scopriamo che dentro il femminicidio c'è la TAV, scopriamo che dentro il femminicidio c'è il fatto di non abolire più le province, ma fanno la Corte dei Conti ha detto che sulle province si fanno le città metropolitane e i consorzi di comuni spendiamo ancora di più. Noi dobbiamo togliere i rimborsi elettorali, ce li siamo tolti noi, se li devono togliere loro, non fare delle gag in televisione. Il PD deve restituire 48 miliardi di euro, 1 miliardo e 3 fra tutto, e hanno 2.750 immobili in 57 fondazioni. Ma vi sembra normale che i partiti abbiano le fondazioni con gli immobili pagati con soldi rubati ai cittadini italiani? L'ha detto la Corte dei Conti, non un comico pazzo, ma vedete come mi inalbero da solo. È Natale, io devo respirare e andare calmo. Noi avevamo fatto, se non che io non avevo previsto, era facile prevedere, ma non avevo previsto questo signore che sta parlando in contemporanea con me, che una notte, con un pregiudicato condannato poi in via definitiva, fa un governo. In 3 si mettono lì di notte e fanno un governo. Noi che abbiamo presentato in rete, abbiamo scelto le persone, eravamo su Rodotà, non hanno votato, non ha votato la sinistra, un uomo di sinistra, ma avrebbe messo subito fuori Berlusconi, avrebbe fatto, non era comprabile uno così, l'hanno capito subito, non hanno bisogno di gente integerrima, questa gente qua. Ecco perché se ne devono andare, ecco perché è difficile, andremo in Europa, ci andiamo in Europa e vinciamo in Europa, vinciamo e da lì cambieremo la politica italiana, perché non abbiamo più niente. Cosa abbiamo da perdere? Abbiamo perso sovranità monetaria, abbiamo perso sovranità alimentare, abbiamo perso sovranità economica, finanziaria, sovranità su qualsiasi cosa. Ci stiamo svendendo le cose con articoletti del comma 7 e comma 8, vendono l'acqua a Roma, i servizi pubblici, le municipalizzate, si vendono così cose che noi, i nostri padri, i nostri nonni ci hanno messo 100 anni a fare guerra, hanno dato la vita per queste cose qua. E questa gente con un comma 7 che modifica il comma 8 non sanno neanche un voto elettronico, mettono la pallina lì, la pallina per non esserci, prendere lo stesso la diaria di quel giorno lì. È questa gente meschina. Allora, noi andiamo dritti verso l'Europa, andremo lì e riposizioneremo il nostro programma, l'ho detto all'ultima video che abbiamo fatto in piazza. Non ne ha parlato nessuno, vuol dire che i temi sono forti, i nostri punti. L'Italia in Europa, un'Europa che non ci piace così, rivedremo le regole, andremo a vedere cosa si deve cambiare, faremo un referendum sull'euro se sarà necessario, usciremo dall'euro se sarà necessario, lo dicono dei premi Nobel come Stiglitz, come Krugman, lo dice un comico, un populista pericoloso. Ecco, allora andremo lì, il fiscal compact, qualsiasi governo, qualsiasi situazione politica tu metti a governare questo paese, che si troverà nel 2015 il fiscal compact, cioè una legge firmata da Monti che ci obbliga a tagliare il 5% della diversità tra PIL, non ve la spiego, è molto complicato, comunque sono 50 miliardi all'anno per 20 anni. Quando per un IMU che è 4 miliardi, abbiamo dell'IVA che è 3 miliardi, abbiamo dei problemi enormi. Tagliare 50 miliardi all'anno ogni anno per 20 anni, ci dovremmo svendere tutto, le mutande, tutto, ma per cosa? Per chi? Per questi banchieri che si stanno comprando la Banca d'Italia, che ha 2.500 tonnellate d'oro, la Banca d'Italia dovrebbe diventare immediatamente pubblica, statale, dividere le banche tra finanziarie e commerciali, mettere delle protezioni ai nostri prodotti, al nostro Made in Italy, cominciare a dire signori noi siamo il terzo contribuente dell'Europa, vediamo 15 miliardi. Ce ne date 9, 6 dove vanno? Vanno in un calderone di solidarietà a finanziare poi 30.000 imprese italiane che vanno in Romania a fare 3 punti di PIL alla Romania.
Ma io questi 3 punti di PIL li voglio nel mio paese, finanzio con i soldi che do all'Europa, li finanzio le piccole e medie imprese qua. Io devo defiscalizzare immediatamente sul lavoro, dobbiamo assolutamente defiscalizzare se il guadagno viene reinvestito nell'impresa, togliere l'IRAP, immediatamente siamo a contatto con migliaia e migliaia di piccole e medie imprese, l'hanno fatto loro il programma nostro, non ce lo inventiamo, non me lo sto inventando io. Dobbiamo arrivare là e vincere le elezioni europee, assolutamente. E allora dovranno parlare con noi, con la Francia, dovranno parlare con la Spagna, dovranno parlare con la Grecia, con l'Irlanda, col Portogallo. Noi dovremo sentirci fratelli con questo, che è un'Europa pellegrina, dimenticata, e faremo muro comune, faremo fronte comune, vedremo. Forse faremo un euro a 2 velocità, non ho le competenze per poter dire se è possibile o no, ma qualche cosa di diverso sarà l'Europa se il Movimento 5 Stelle arriverà a Bruxelles, e ci arriveremo alla grande, alla grandissima. Io non ho altro da dire, non so se vi ho detto tutto, ma mi sono segnato 2 o 3 cose, ma posso dirvi, vi ho detto tutto, guarda, non voglio neanche leggere nulla, voglio solo farvi un augurio, non ho detto una parolaccia, dai, neanche mezza parolina, non ho gridato, magari fate fatica anche a riconoscermi, perché per la strada la gente dice, ma come non gridi e non bestemmi? Io sono una persona normale, e da persona normale, da cittadino come voi, vinceremo sicuramente. Vi abbraccio, vi faccio tanti auguri e che la forza veramente sia con voi e con Obi-Wan Kenobi.